Cordoglio in Veneto per la morte dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, tante le sue vacanze fra i nostri monti. Buonasera dal telegiornale del Veneto, commozione e cordoglio anche nella nostra regione per la morte del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, un grande uomo democratico, lo ricorda il presidente della regione Luca Zaia, un baluardo a difesa delle nostre istituzioni, così il ministro dell'agricoltura Giancarlo Galan. Il presidente Cossiga era molto legato al Veneto, in particolare amava le nostre montagne, trascorreva spesso le sue vacanze tra i Cansiglio, Cortina e Auronzo. E proprio Auronzo di Cadore nel 2003 gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, come ci ricorda Luca Ginetto, che in questo momento si trova a Calalzo per l'incontro tra i ministri Umberto Bossi, Giulio Tremonti e Roberto Calderoli. Buonasera Luca. Grazie, buonasera Diana, buonasera ai telespettatori. Profondo dolore, grande commozione, come dicevi, qui sulle Dolomiti Bellunesi per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Era solito appunto frequentare queste montagne, dall'Alpago al Cadore e negli ultimi anni proprio a Cortina d'Ampezzo. Mi trovo a Calalzo di Cadore perché, come anticipavi, è in arrivo il ministro Umberto Bossi, doveva già essere qui nel pomeriggio, arriverà intorno alle 23, ma già qui ci sono i ministri Giulio Tremonti e Roberto Calderoli. Sentiamo un ricordo di Francesco Cossiga. Gli uomini politici si dividono in due specie, gli uomini e gli altri, e Francesco Cossiga era un uomo. Io ho un bellissimo ricordo sia sotto l'aspetto politico ma soprattutto sotto l'aspetto personale. L'ho sempre ritenuto un vero amico, una persona che mi ha chiamato per tanto tempo tutte le domeniche mattine per fare l'esame della settimana politica, per dare dei suggerimenti, anche delle critiche, ma sembrava proprio avere un nonno vicino con i suoi suggerimenti, quindi è una persona che mi mancherà tanto. Per oltre 50 anni ha frequentato i boschi, i sentieri, i rifugi di Auronzo di Cadore. Tanti gli amici, i compagni con i quali ha trascorso le vacanze estive, ma anche quelle invernali. A lui fu dedicata anche una gara di sci di fondo, ma vediamo questo servizio. Era un legame forte quello tra Francesco Cossiga e il Cadore, soprattutto con Auronzo. Negli anni in cui era la più alta carica dello Stato, trascorreva le ferie estive presso il centro del Corpo Forestale dello Stato di Palus San Marco e il ricordo è ancora vivo. Mi ricordo bene gli anni 85-86 ed era un nostro gran piacere essere vicino al presidente Cossiga, che poi era una persona molto per noi brava e buona. Siamo stati bene con lui qua. Un tratto della pista di sci di fondo nel bosco di Somadida porta il suo nome e si organizzò la Coppa del Presidente. Nel 2003 l'amministrazione comunale gli tributò la cittadinanza onoraria. Una cittadinanza onoraria che è venuta quasi 50 anni dopo la sua prima visita ad Auronzo. Lui frequentava questo paese fin dal 1954, dove aveva stretto amicizie, che frequentava molto la montagna non solo come escursionista ma anche come alpinista finché la salute glielo ha permesso, quindi c'è davvero un legame molto lungo e davvero molto forte con il presidente Cossiga. Una persona semplice che si faceva ben volere da tutti. Parlava benissimo il tedesco perché studiava 5 anni a Stoccarda ed era un piacere, spero anche suo, che ogni tanto poteva parlare in questa lingua di tedesco. E sul municipio di Auronzo bandiere a mezz'asta listate a lutto. Non era solo un nostro cittadino onorario, ma era veramente un auronzano, come anche lui amava definirsi. E proprio per questo sono previste certamente delle iniziative che ricorderanno questa importante figura per la storia del nostro paese. E restituisco la linea allo studio. Grazie a Luca Ginetto.